Risuona la campana della chiesa di San Giacomo all'ingresso del feretro di Mattia Caruso, il trentenne ucciso con una coltellata al cuore dalla fidanzata Valentina Boscaro. Subito, accanto alla bara di legno chiaro coperta di rose bianche, si avvicinano gli amici di Mattia. Molti indossano la maglietta "Ciao Malammo", che lo portano a spalla in chiesa, tributandogli l'onore dell'alzabara. All'ingresso si alza un cartellone che chiede giustizia per il giovane conosciutissimo alla Mandriola, titolare con la famiglia di un banco di dolciumi e prodotti siciliani. La chiesa lo accoglie, tanti in silenzio occupano i banchi, tantissimi restano sul sagrato ad attendere la fine del rito funebre. È il celebrante Don Paolo Bicciato, parroco di San Giacomo, a invitare sull'altare due giovanissimi. Il nipote rivolge un saluto commosso allo zio. Mai avrei potuto immaginare che quella domenica mattina mi avresti dato l'ultimo abbraccio. Viene letto poi il ricordo della mamma. Mattia era un vulcano in eruzione, un eterno bambino, il mio bambino. Nell'omelia Don Paolo Bicciato affida ai presenti alcuni pensieri. Ecco, la vita un dono, la vita una relazione, una comunione, la vita è un impegno e una responsabilità. E termino con due pensieri conclusivi. Parlando con la madre di Mattia, lei ha detto un'espressione che qui ricordo. Mio figlio è morto, ma ho compassione per i genitori di Valentina. Sul sagrato l'attendono cuori e palloncini bianchi, tanti amici, tutti vestiti di nero e uno striscione. Il tuo sorriso rimarrà in eterno.